Nessun coinvolgimento emotivo, moralistico, politico o religioso emerge dal dipinto intitolato I piallatori di parquet. Gustave Caillebotte descrive come un cronista distaccato una scena oggettiva, limitandosi a raccontare ciò che accade all'interno di un appartamento dove 3 uomini sono piegati a lavorare un parquet. Non ci sono rivendicazioni sociali perché non fanno parte del pensiero dell'artista, che era un ricco borghese lontano dalle classi sociali più umili. Assistiamo a una descrizione particolareggiata di attività lavorative umili ma lontane dalla poetica di Degas, Manet, Millet, Courbet, che partecipavano emotivamente alla descrizione degli eventi. A differenza dei suoi contemporanei colleghi impressionisti che dipingevano la natura all'aperto, Caillebotte dipinge paesaggi cittadini, scene che si svolgono all'interno di ambienti privati, spesso eleganti, o di strade affollate da gente benestante e ben vestita. Caillebotte eseguì numerosi schizzi studiando le posizioni dei lavoratori, con diverse illuminazioni ed angolazioni diverse. I piallatori di parquet ci presenta una scena vista dall'alto, quasi a voler sottolineare il distacco sociale presente tra l'artista e i lavoratori. Una prospettiva che offre una visione dettagliata di un fotogramma di vita quotidiana descritta nei particolari. I riccioli di legno ammucchiati, il martello, la bottiglia di vino e il bicchiere sul pavimento, le schiene grondanti di sudore dei lavoratori. I 2 personaggi in primo piano sono stati colti nel momento in cui si scambiano delle informazioni mentre l'altro continua a lavorare assorto. L'illuminazione è data dalla finestra posta alla destra del quadro in alto. La luce si riflette sul parquet con un gioco di chiaroscuri di altissimo livello tecnico. Le pareti riccamente decorate in stucco e la ringhiera in ferro battuto con ghirigori raffinati ci fanno capire di trovarci all'interno di un appartamento di un palazzo signorile a Parigi, forse la stessa abitazione di Caillebotte. Presentato al Salon nel 1875, il dipinto non ebbe una buona accoglienza. I giudici lo considerarono troppo audace nel soggetto, anche se stilisticamente perfetto. Non era adatto ai palati sensibili degli accademici dell'epoca.